Buongiorno a tutti, ci troviamo nell'ambito delle grotte di Pradis, un magnifico bosco di faggi con i colori di questo splendido autunno illuminato da un sole di novembre. E qui nella Valle di Pradis, oggi con l'Ecomuseo Lisaganis, siamo ad iniziare un viaggio in un mondo del tutto particolare, un mondo che per noi oggi forse no, ma sicuramente per i nostri antenati, ma in particolare per quelli che hanno vissuto questa valle per generazioni e generazioni, antenati dai quali noi due discendiamo, per quegli antenati era sicuramente un mondo parallelo che non si sa bene se sia un mondo che esiste davvero, se sia un mondo che hanno costruito loro nei secoli e lungo le generazioni. Un mondo di racconti, di storie, di personaggi, di luoghi, e un mondo che sarebbe andato perduto se qualcuno, tanto tempo fa, dovremmo dire ormai, non avesse avuto la passione, una passione giovanile che dovremmo dire insana forse, se non avesse avuto oltre 40 anni fa una passione giovanile di andare ad intervistare quelli che erano gli anziani degli anni, fine anni 70, inizio anni 80 del Novecento, che erano anziani di ormai 80 anni, persone che erano nate in qualche caso addirittura nell'Ottocento. Chi ha praticato questa insana passione è Vinicio Simonutti, che all'età di 20 anni circa, meno di 20 anni, ha iniziato a intervistare, diciamo con un termine intervistare, diremmo ascoltare i racconti di quegli anziani, e grazie alla sua capacità di ascoltare e di trascrivere quello che ascoltava, oggi noi abbiamo la possibilità di poter entrare in quel mondo. Vinicio, come la prima domanda banale che ci viene da farti è questa: come era nata in te questa voglia, questa pulsione nell'ascoltare questi racconti? Beh, certamente era un'insana passione, come dice Giuliano, perché a quell'età, nell'immediato dopo terremoto, pensare a queste cose era perlomeno originale. Tant'è vero che taluni di questi anziani dicevano: ma cosa vieni qua a chiedere di queste stupidaggini? Vai a scuola. Però fortunatamente queste cose le ho annotate, le ho trascritte, le ho portate avanti per decenni con alterne vicende. E sono rimaste in tanti quaderni fino circa al 2016, quando ho incontrato Chiara, che mi ha convinto a recuperare il tutto, e con diversi anni di lavoro ne sta venendo fuori qualcosa di interessante. Dico subito che si tratta di racconti divisi in 6 capitoli. I 6 capitoli sono fondamentalmente le agane, i dannati, che erano anche quelle delle figure a cui i nostri vecchi facevano riferimento, la strega, ma la strega inteso come il trisdvul, il malocchio, anche quella sono delle tradizioni, qualcosa che abbiamo portato avanti dagli antichi romani e anche prima. Poi c'è un capitolo riservato a queste figure misteriose che abitano nei boschi, che presumo nessuno ne sapesse nulla, perché ce n'è tante anche qui, con nomi anche diversi dalla Carnia. Qui si chiamano Zibigos, Uminuz, Sbilfs li chiamano loro, ma sono più o meno la stessa cosa. E poi c'è un capitolo sul diavolo, perché il diavolo è onnipresente in tutte le culture, in tutti i racconti a varie latitudini. Vedremo quello che se ne salta fuori. La lingua, il friulano, è il friulano asino nella parlata di Pradis. Vi avverto che è un friulano diverso dal friulano solito, che ha grandi similitudini con le parlate, con i tipi del canale di Gorto e anche della Val Pesarina. Quindi ci sono ditongazioni e sonorità particolari. Ecco, quindi Vinicio è già entrato in concetti di rilevanza scientifica di tutto questo lavoro. Vi dico, lui vi ha parlato di capitoli, sono 62 racconti. 64. Forse ne viene fuori qualche ultimo che sto elaborando. Comunque vi rendete conto di che cos'è? Non è un qualcosa di campato in aria, è un patrimonio antropologico che ha un valore, secondo me, molto alto,
e che rischiava di andare perduto. Oggi, senza farla tanto lunga, che cosa vi proponiamo? Vi proponiamo sostanzialmente un'anteprima, è l'anteprima di quella che sarà la pubblicazione, è l'anteprima di tutto quello che si potrà costruire su questo patrimonio. Percorreremo, senza allontanarci troppo da questi luoghi, dalle grotte di Pradis, che alla fine hanno un significato forte in quei racconti, vi proporremo 6 di questi racconti, camminando attorno alle grotte di Pradis e incontrando di volta in volta delle occasioni che ci introdurranno al singolo racconto. Venicio ci racconterà, quindi diventa lui, da colui che ascoltava diventa quello che racconta, ce lo racconterà, ve lo racconterà in italiano, perché evidentemente dobbiamo favorire. Chiaramente vi farò una sintesi, perché non possiamo leggere un racconto lungo, se no vi farò una sintesi del racconto che verrà letto in friulano. Posso dirvi anche un'altra cosa, che chi riuscirà a capire la sostanza contenuta nei racconti, il senso, capirà che le paure, i timori che avevano i nostri anziani, i nostri vecchi, i nostri avi, erano ben diversi da quelli che abbiamo noi, ma di fondamento avevano quel rispetto negli altri, nel rispetto nel Signore, nel nostro Dio, che forse adesso abbiamo perso. Sono anche convinto che l'uomo moderno forse ha più paura dei nostri antenati, nella sua coscienza ha più paura, perché i nostri antenati avevano dei limiti, i limiti della natura e i limiti della conoscenza che avevano. Ora pensiamo di sapere tutto, ma alla fine sappiamo poco. Questo. Bene, e allora con queste premesse, che sono già premesse di riflessione, ci mettiamo in cammino, visto che la giornata non è ancora molto lunga. Il tempo vola. E finiremo il nostro percorso lungo i 6 racconti all'imbrunire, forse addirittura al buio. Allora, queste pecore, Venicio, che una delle tante tra le tante 64 storie, a che storia ti fanno pensare? La strega Giuditta era una figura che probabilmente visse verso la fine del Settecento. Non siamo riusciti a risalire chi fosse di preciso, ma certamente viveva ai margini del paese. Il paese, che dovete capire, non è Pradis, di fatto non esiste. Esiste sulla carta, perché è un insieme di tantissime piccole frazioni, borghi, case singole sparse qua e là. Questo aveva una sua funzione legata al mondo agricolo e all'allevamento. La Giuditta era una povera vecchina
in là con gli anni, tutta vestita di nero, che se ne stava da parte del paese, dalle parti del Rio Secco, e abitava in un antro, in una grotta, la stessa grotta che allo stato attuale stanno lavorando con gli scavi sul Neanderthal, sull'Homo sapiens, quindi il luogo è ben noto. Che colpa aveva Giuditta? Giuditta aveva la colpa di essere una figura diversa da tutti gli altri. Essendo piccola, da sola, non aveva nessuno, piegata e minuta, cosa poteva essere? Poteva essere una di queste femmine cui trisvu, e quindi aveva il potere di dare il malocchio, di stregare soprattutto gli animali ma anche le persone, in questo caso più gli animali. Allora la strega Giuditta poteva stregare il latte, che andava male e così non veniva il formaggio. Poteva stregare le mucche che non davano più latte, perdevano il latte. Poteva fare un sacco di cattive cose, però le persone avevano studiato tutta una serie di contromisure per disfare, per sciogliere queste stregonerie, che striamenti. E quindi c'era quello della battitura, delle catene della mucca, che è una delle forme più tradizionali diffuse anche in altre parti, in Carnia specialmente, dove le catene delle mucche stregate vengono riscaldate, poi gettate nel latte stregato e infine battute con dei bastoni di nocciolo e di viburno, che sono le due piante notoriamente, le due essenze legnose notoriamente utili contro le streghe. Però prima dovevano essere portate in chiese, nascoste sotto gli abiti, in sistema da prendere la benedizione del parroco, del prete. Allora potevano attivarsi contro le streghe. Battendo le catene, di fatto si batteva anche la strega, e scottandole si scottava anche la strega. Facendo questo, durante la notte, dalle 11 a mezzanotte, la strega, percossa, bastonata e ustionata, veniva fuori dalla stalla sulle borconette, diciamo noi, quelle piccole aperture nel muro, e gridava a chi stava dentro: lasciami come con dai avonde, lasciatemi, ne ho abbastanza. E quella era la formula per sciogliere la stregoneria. Questo è uno dei tanti passaggi. Alla fine, come male estremo rimedio, nel caso che nulla servisse a sciogliere queste forme di stregoneria, c'era una forma molto drastica e anche truculenta, perché partiva il padrone della mucca, che doveva essere un uomo grande in forza, con un bel bastone di nocciolo, andava a cercare la Giuditta e l'aspettava presso la sua tana, la sua grotta. Quando lei arrivava col suo fazzoletto nero in testa, cominciava a percuoterla, e mentre la percuoteva questa povera donnina diceva: disfe cecotasfat femenate, sciogli la stregoneria donnaccia. E lei, quando non ne poteva più, diceva: lasciami come con dai avonte, tornate a chiese vueste, tornate a casa. E quando tornavano a casa avevano la mucca di nuovo come prima. Questo molto in sintesi. Anche le famose 7 pecore, che qui sono solo 6, ma non importa. È stato un disguido organizzativo. Ecco, le 7 pecore, il numero 7 non è casuale, anche questo. Il 7 è sempre collegato a qualcosa di magico, di misterioso. Però in sostanza la Giuditta aveva questa colpa di vivere al margine della società di quella volta, del paese, ma questo accadeva dappertutto. Non meravigliamoci, accadeva da qualsiasi parte. La paura del diverso, la paura speciale, praticamente erano quasi tutte donne, queste che avevano queste capacità di stregare, di stregare anche le persone. Guai se per esempio un bambino, un ragazzo si faceva toccare da una di queste, perché col toccare gli passava qualcosa di brutto. Allora l'insegnamento era che se veniva toccato doveva girarsi e toccare a sua volta, così lo stregamento tornava indietro. Poi tutta una serie di precauzioni entrando in chiesa, quella di gettare una moneta di rame nell'acqua santiera, perché il rame tiene indietro le streghe e anche il diavolo. Quindi se c'era una strega in chiesa, il parroco poteva vederla, ma non gli altri. E se si buttava una palanca, una moneta di rame, lei non poteva più uscire dalla chiesa. Giuditte, la strie. Questa è la storia di Giuditte. Une femminute vecchie e sempre vestite di neri. Die nessuno sapeva dice Tims che fosse vivude e neanche dice famè che fosse venude fuori. Che contava di Giuditte era Belzain la Cuyagn.
E nos diceva da vile sintude in chielur da picciui, dai vecchios di che volte. Giudite era sempre besole e si accompagnava nome con la so siet fedes, camminava a tora appassionata, ca e là, di che sbandes di picci, dei girins e giù per Russec. Hanno veniva tal borg e neanche non si svizzinava alla stiases, perché aveva paura dalla int e la int aveva paura di ir. Nessun, al sapeva di, so Giudite aveva svuto una chiesa. Perché io una chiesa non l'aveva, ma qualchidun al giurava da via vidut d'un vier un fil di fumo intorcolato che veniva su al mies dei cretars, di cada Russec, che fostà della Giudite. La inta sapeva il nome d'ula caseva tra incidente, con tutte le sosfedes, per sotto un andri, gindiu paltroi calmeno in Russec. Uvi, so la creta impiava il folk, e a si passeva, dice che si deve las fedes. A se venchi a tor per cirimindia dice, rancura alc, revue erbe si ridis, capuava bulinto ne chialderie tutte sfrasanate. Giudite era un'estria, e qui samo c'è caparave a tor con che sia potatius. Parchesti, tutte l'aveva fisse con mie. Parceco sia tris vuoi, arrivava a famalai normai, inemai dente tala stales. La inta aveva paura dei voglaz, perché che non lasciava neanche si dente foresti in là che tigniva las vacchies. E se qualchidun al fosud la dente, col paron per laudailes, aveva da di. C'è bieles vacchies covies, codiu vos se las guardi. E se la vacchia aveva fedat, che schia gli diceven, c'è bieluvri che vos ha fatto, codiu vos se la guardi. Giudite arrivava a fa bazzilà un grum che dal paese. Ia se la deve tal striallat molt, facendo così rovina for las cottes, con la inta stialdava a torpa las chiases. Per colpe soe, non veniva formati perché non si impiava la conoglade e neanche la spongia, con tant che menas la pegna. A faceva anche male las vacchies, che sveniva sui asci o ad alla gerf, e che era un gran mal per las famiglie. Allora, la inta gli faceva quintre, c'è mucca podeva, per disfai malam scoia i paravator. Perché, prima si dente alla stalle, denando la parte, las femmine si insegnavano e sbuttava da vor la schenne un bacut di fen sec, con dente l'erbe di San Juan. All'era per scorsa via la strie che fu stato vidonge, e prima da viergi a stialava in mobbing a tor. Da vor dalla parte, e tiniva sempre al per protesi ne mai. Pardonge dalla Uliv Benedit e Sant'Antonio di Genar e picchiava anche un biel battec di Pauegna. Quando che si da quargeva d'un striec in viaggio, e faceva di tut per parare fuori. Allora la inta gli aveva la stiadenes e las vacchies, lasciandole girare attorno alla stalle, disleades dalla trisiet. Besuelz eiseva po adente la stiadenes tal fuoco viv, finché fos venudes rosses e in che volte e las buttava dente tala sele col lat striat da Giudite. Quando che sere disfridades, e la staccava a batti con battex di pauegna no glar, dos plantes che disfe i malez dalla strias. Facendo così la inta credeva con la stria, tant che era la Giudite, a venis d'onde fin su per la porta dalla stalle, e da uvidi fuori, con tune vue stiafuade, aveva esclamato che dalla dente disindi. Lasciami con dai avonde, e queste speravole s'asvares disfat tutto il malec. Passat via un pues dis, qualchidun al contava da via chiatat la Giudite, con la societ fedes di che sbandes dei girins. Che schial diceva che chiaminava sue tant, tutte plete dal suo crimal neri, e co di tanto in tanto gemava pel dolore che aveva intorno. Dalla piel della smanse su per la musa, indulà che non era platata col fazzolet neri, che l'uomo gli aveva vedute scottaduras e sbrovaduras. Perceco sbrovando la stiadenes, o si sbrovava la strie, e petando giù coi batex, o se la chiamava di pacches. Così a Giudite e tornava in davoro il malec che aveva tratta la int. Per vuori las vacchies, e doprava anche las serbes, plantes e medicines, tutte conoscenze venudes for cuiagn e lasciate dai genitori e fis. So queste scure se snosovava, al podeva essere un striamento dei più tristi.
tradda che sfemenates, buines da fa mal, enche nome con la lurti alla dura. Enche giudite era una di ches, e par cheste sca, o si deve da doprà ben al calti. Agli impiave allora une chiandele, di ches binidides, che il dì della Madonna della Schiandeles. Fasin gotaiu la cera in son piquars dalla vacchia, chiappade dente tastriec. E tant che faceva cheste e preava il Signor, che gli disfasca il mal, disint partrie viaz. Diu così e sparsore dut, vidi e di non se giavano sil malco vincadente. Qualchi viace molava anche fuori la vacchia striade, che se s'attorpa al prat, finché steve ferme un puest, e uvi l'ura gli tave la cioppe attor dalla stalpes, con un curtis. Queste cioppes, e la sportava dente talla stalen, par poales un chianton, finché si fosse chiades dal lut, e che volte la vacchia se resuaride. So proprio in noi al giovave, a giaval striament, il paron dalla vacchia che aveva da esce un toc di om, al chiappave su une macce di pauegnen, tignude a pueste da vor la puarte dalla stalle, e al geve via cirigliu dite, uladi che sbandes di russec, par spietale d'onghie dal sio andri. Quando alla chiatave, al gli diceva fuart, disfacce come vi è sfat, femenate, la biada taseve chialan partiere col suo fazzolet neri tra giù per sore i vuoi. Allora che stoma attaccava a petaiu con la macce, finco ie va in palmale e zigave. Lasciami cumo, con dai avonde, tornate a chiese vueste. Sintudes che ste speravoles, che il cessave da petai, lasciando uvi che bagaras palmal. E l'uomo al tornava a chiese soe, savint, calvares vude guarire la vacchia da stries di giudite. Così è l'era di quei teams, così la contava i vecchius. Venicio, questa apparizione alla quale abbiamo assistito, che cos'era? Questa apparizione ti farà capire che abbiamo a che fare con delle creature ben diverse dalle streghe. Sono le agane. Le agane sono delle figure mitologiche note da tempi antichissimi, addirittura dall'epoca pre-romana, erano conosciute dai romani e sono arrivate fino ai giorni nostri. In origine avevano dei compiti molto importanti perché insegnavano agli uomini l'arte di tessere, l'arte di fare certe cose, quindi erano benvolute perché erano le divinità delle acque, i protettori delle acque, delle persone che andavano anche in acqua. Poi con l'avvento della Chiesa evidentemente c'è stata una demonizzazione di queste figure che erano mal viste. Infatti qui abbiamo delle figure che sono le agane e abbiamo anche delle corrispondenze che sono chiamate las panes. Las panes sta alle pagane. Questo probabilmente, anzi sicuramente, è successivo al Concilio di Trento. Quella volta venne demonizzato un po' tutto quello che non era cristiano, quindi le figure mitologiche, quelle pre-romane e anche quelle romane, vennero considerate come streghe cattive, no? Abbiamo figure come in questo caso che sono buone, o meglio non sono cattive, e abbiamo nell'ultima storia delle figure, quelle che vivevano sotto gli Andris, cioè nelle grotte di Pradis, particolarmente cattive, divoratrici dei bambini e chi più ne ha ne metta. Questa è la conseguenza di quello che vi dicevo prima. Questa storia è una di quelle storie buone, anche se ha una fine abbastanza, sì, non è un lieto fine, ma fa pensare. Si tratta delle agane che salivano al mattino lungo il torrente Cosa, verso la borgata dei Planeles,
tenute su da una nebbia, da una fine nebbia che le faceva stare in aria, tant'è vero che chi passava le riusciva a vedere qualche volta, non capiva se era un sogno o se era una qualche stregoneria. Fin quando venne un giorno che passò un bel giovane del posto e ne vide una di queste agane sospesa a mezz'aria. Lei non se ne andò. Lui la guardava e nessuno dei due parlava, finché lei, osservando il giovane, si chinò per raccogliere un cuscino di muschio intriso d'acqua. E in questo cuscino di muschio lei infilò diversi fiorellini bianchi, posandolo su un sasso, poi si dileguò, sparì perché si stava alzando il sole, no? Questo ragazzo andò, prese il cuscino, non riuscì a trovarla e lo portò a casa sua. Da quel momento lui non poté smettere di pensare a questa giovane che aveva visto nella forra del torrente Cosa. Pensò un giorno di fare anche lui uno di questi cuscini e lo fece con la rosa di Nur, che sarebbe la Daphne, un fiore profumato. Lo portò sul posto ed attese al mattino prima che venisse fuori il sole. Lei arrivò, come al solito, raccolse questo suo gentile omaggio e se lo tenne accanto. Lui, entusiasmato perché la voleva abbracciare, andò verso di lei, ma lei sparì, andò giù nella forra. Lui la seguì, ma non riuscì a trovarla. Se ne tornò a casa e per giorni lui tornò, lei venne e ogni volta lui andava sempre più in giù in questa forra, finché un giorno non tornò più a casa. Sua madre, povera donna, lo cercò dappertutto, aiutata dalla gente del posto, ma non lo trovarono mai. Finché molti anni dopo, un pastore, alla ricerca di una sua pecora smarrita, scomparsa nella forra, scese questi posti pericolosi, arrivando in un luogo dove c'erano alte pareti bianche di roccia, tutte coperte da muschio e da fiorellini bianchi che si muovevano con la caduta delle gocce d'acqua. E restò meravigliato, tanto che lo raccontò in giro. Quel pastore e quelle genti non potevano sapere che quel posto era dove era andato poi a finire quel bravo giovane nell'inseguire questa gana. Ma non sarebbe servito a niente perché la povera madre nel frattempo era morta da molti anni senza più sapere nulla di suo figlio. Questa è in sintesi la storia. Bene, ed è una storia, come avete percepito dalla sintesi, di tentativo di rapporto, di relazione fra questi due mondi, l'umano e la gana, l'umano e la non umana, che si innamorano probabilmente con una storia che alla fine Sì. è una storia probabilmente per noi non a lieto fine, ma probabilmente per i due una storia a lieto fine. Ci sono diversi racconti di questo tipo, nei quali per esempio la gana addirittura sposa questo ragazzo, questo giovanotto, raccomandandogli di non seguirlo nelle notti piovose quando lei usciva. Tutto va bene fino a quando lui non la segue, lei se ne accorge, scompare, perché vedendola la vide che aveva il viso da salamandra e se ne tornò a vivere nelle forre del torrente Foce assieme alle altre sue sorelle che poi erano delle salamandre. I vecchius ai contave che fostade un grandi timp in davor di nos in viaggio fai blancs e che isca in tal passavie per d'ondie dalla cose ai giurave d'avia vedut fatecces di femines che svigneve su palaghe, rivan fin per zot dai planeles. Che las veve vidudes, ai contave che aspettave fuori, da iu a bas dalla cose, dente tune nivole di fumate che singeve vie tra luz dal sorelli, en chel asgeve via in chieluer. Perché qui che las veve vidudes, as non sapeva di s'affostat che un sum o un qualche striec. Spostandosi in là. Sì. Ed ut che là ai contave che sere stoc di femines, un grom bieles, con tune velade blenche, che gli arrivave fin giù, tai peis, e a sere bedi scolces. E ovies, e anche da savie, con son palchiav, asportave un cempli di erie e blaudins, partigni d'ondie che avei lungs e clars. Che là a sere ben a ganes buines, a no sere tristes, e a no sbrancave sui canais per portargli laù,
da che l'uer chiasate nere per zotti andris dalla cose. As venive for e in chiacestes palafues, da che sbande indulaca il troi dall'ues, da che il puest colaghe dalla cose avadente e infre las cretes a plom. Nisciun aveva mai arrivato a fare le sdonghie, perché che schiampave vie. Se svedeva nome qualchidun, e in un lampo passava platasci da qualche bande, da che gli andris per donghie da laghe. Pochi, ovo scontan, c'è che era totiato un biel giovane, di buon cor, venuto a chiatasci a passare che sbandes, in che con una di queste biele giovani si arrivava su dalla fumate, per zore laghe dalla cose, e ben prima calpetas fuori il sorelli. Ovies da savie, co che il buon giovane, nome tal vidile miei, a non capive pinuie, da cetanco io gli pareva biele. Che volte là, la biele giovine, hanno scenso de vie, e a resto uvi. Ignude d'onghie dalla fumata e dal salustri, e nessun al diceva nuie, finco ie, ben plan, a scipleu, perché a passù una biele cioppe di muscoli imbombate di aghe, e dente tachel a impire las rugite sblenchies, che aveva chiapazzù un viator. Poi va a poaiu che il cuscinut di muscoli rugutes per zore un clap blanc, e in che a scimbavie, t'arriva for la luce dal sorelli. Il buon giovane al cor via bejuel, perché a passù che il biel cuscinut per zore al clap, e col cor in man al va a Cirile, senza chiatale da nessune bande. Così, al torna che passù il troi, calmenave a chiase soe. A chiase, quando l'era bessuel dalla sua chiamere, a non poteva fa di mancul da pensare a che biele giovine che sentiva d'ogni di lui, tra strengi che il muscoli empre las mans. A non poteva pensare alti qua ie, e perché, passan via le giornate, a gli venta il chiav da fare anche lui un cuscinut col muscoli, come impirades dente las roses di null. Una biele di, sul vigni fuori il salustri, al vaiu a poà che il suo cuscinut di muscoli, e rojutes, proprio per zora che il club blanc, e uvidonghie a sta spietà che arrivas for la sua biele. Allora in Moscur, quando io arrive qua, qui sta mai d'andulà, e bejuelte a chiapesucce colui a gli aveva lasciato per postringere d'onghie dal cuore. Allora lui, che l'era ben codie, agli corvi in quinte per prudile bracciolà, ma che alte agli argiuole vie la fumate, che arrivava su per la fues, lasciandoli uvi besuel. Il buon giovane a non si rindeve e al tornata che il puest un grum di viazzo. Dulà coi simpri è venuta da lui e lui ardoi e si lasciava un culalti, un cuscinut di muscoli e rojutes, per dirsi cetan che si voleva bene. Ma lui al penave e al pative dal suo cor, per cieco, un duce che il faceva, a noi arrivava da pudile totià e neanche da pudile stringi intor, dal ben che gli voleva. Così lui agli geve d'avor, quando la vedeva vie, e sempre più per la fuas dalla cose, dalla speranza da chiatafor in la casteve di chiesa. Ma non arrivava mai ad ore da gidonghie, e così al tornava in davor, sempre pigram e avvilì. Finché un dì che il via giovane a non ven a tornare da che fuas. Somari, non vedin li torna d'onghie, aveva attaccato a Cirilli da perdut, iudade della buona Ida, e tutti gli cireve quel giovane, ma lui non veniva fuori da nessune bande. Col passare dalla giornate, aven con la via de mari, mettendo ad un las rubes dal fi, attiate for un cuscinut di muscoli secchi, con dente rosciute e secchiate col passare dal tempo. Che buone femmine hanno podere savie, c'è che fostade che rubelà, così a ie a noi restava che vaisio fi, con un gruppo tal quel. La pure mari ha spietato che il suo bel fi, finta alla fin dai sciedisci, e cence colui a gli tornas d'onghie. Ai diceve, passaste in chiagni da che volte, d'un fedar che l'era giù per la fuas della cose,
incaltroi dall'uer, per ci una fede che gli era scampata fuori dal truppo. Lui al contave da esci arrivato un puesto, indulà che s'era la screte saplon, bande per bande, così alte da non vedere neanche il cielo. Uvi, lui, al sciare un grum meravigliato, dal vedere la screte tutte scuierte di muscoli muligiti, con tal niec rugites blenches, che spareve fasci su enfre di luer, motes a torotor, col botà iu da laghe. Che il fedar a non poteva savie e neanche la buinein che li ascoltava. Ce mua ci saresse passato al chiav, co forci tu vi alla risulta stacca il buon giovane. E anche se li avesse saputo, a non varesse commentata nuie, vidut con la pure mari, aere muarte da un tocco, pal duluer, che aveva dente, e ce ne savie nuie di che zio buon figlio. Ecco, siamo arrivati in una radura in mezzo al bosco, circondati dai faggi. Guardate i colori, guardate questo momento magico in cui il sole che sta per scendere dietro il Chaurlek, Turiet, come sta illuminando le foglie dei faggi. Siamo in Lusignons o Stricche quasi. Tra Lusignons e Stricche. Già Lusignons vi fa capire che è un termine di toponomastica che ricorda Uminuz, qualche personalità strana che viveva nel bosco, esseri misteriosi. Lusignons, scintille, qualcosa del genere. E troviamo in mezzo a questa radura su un cret, un cappello di paglia in mezzo al bosco. Se lo avessero trovato quei vecchi che ti hanno raccontato tutte queste storie, a chi avrebbero pensato? Ecco, un cappello di stram come questo, a chi poteva appartenere secondo voi? A qualcuno che viveva nel bosco, uno di questi esseri misteriosi, di questi zibigos, sbilps che vogliate, che avevano una funzione assai particolare.
Loro vivevano nascosti durante il giorno, sotto i ceppi dei vecchi alberi, sotto le rocce, in modo che nessuno li poteva vedere, però mentre se ne stavano nascosti, osservavano attentamente quello che combinavano le persone, gli uomini, le donne che giravano nei boschi o nei prati. Loro avevano un compito: vedere se queste persone compivano bene i loro lavori, se mettevano la legna ben accatastata, se falciavano in un certo modo, altrimenti loro uscivano durante la notte e si attivavano, arrivavano in processione, tutti belli uno dietro l'altro, e incominciavano a sistemare per bene le cose, così nell'indomani quelli che venivano trovavano tutto in ordine e non capivano chi era stato. Ed erano tipi piuttosto strani, piccoli, con un testone grande, mani enormi, come la spalottes della farina, quella che si raccoglie la farina, ma erano molto attivi, le gambe corte, non si facevano vedere perché sapevano benissimo che gli uomini, vedendoli, li avrebbero derisi per il loro aspetto. Comunque avevano una certa utilità. Ma venne un giorno che una persona del posto, un certo Tommaso, che lavorava nel bosco per farsi la legna, si accorse che qualcuno durante la notte aveva messo a mano quella catasta di legna che aveva fatto durante il giorno, aveva lavorato, spaccato, e si era anche un po' arrabbiato, ha detto: ma chi è? Chi è che mai che mi viene a toccare, chi è che mette in mano la mia catasta? Così decide di nascondersi dietro un rep, un grosso faggio, e aspettare che calasse la sera, che venga il buio, in modo tale da vedere chi sono quelli che vengono lì a toccare le sue cose. Aspetta, arriva la mezzanotte, allo scadere dell'ultimo rintocco compare una processione di 7-8 strani ometti piccoli che camminavano con questo cappello di strame in testa e ognuno portava un suo attrezzo da lavoro. Quando giungono all'altezza di questa catasta che il Tommaso aveva fatto nella giornata, la guardano e cominciano a scuotere la testa, come per dire: ma che male che fatta. In un lampo da una parte la demoliscono, dall'altra ricominciano a rifarla su, molto veloci. Solo che l'uomo dietro lì, Tommaso, ha detto: ma a parte che disse chi sono che i tapons vuol dire questi tappi, no? Esce allo scoperto e: cosa fate lì nella mia legna? Andate via. Come lui pronuncia queste parole, loro scompaiono a gran velocità e vanno a rintanarsi nelle loro tane sotto i ceppi e dietro le rocce. Ma non è finita, perché in quel momento si alza un fortissimo vento che comincia a girare a mulinello, prende su la legna, la porta in alto e la butta per tutto il bosco. Quindi tutto il lavoro di Tommaso era andato in fumo. Quando Tommaso si riprende, si ritrova come sotterrato dalla legna, pieno di botte, e cosa gli resta da fare? Deve rifarsi di nuovo a tutta quella catasta, a fatica, e arriva a una conclusione: che forse era meglio lasciar stare tutti quei lavori che facevano di notte i tartarei, perché era meglio, che non davano fastidio a nessuno e non era il caso di intromettersi nelle loro cose. Ecco, quindi pensate a questi tartarei, pensate poi ad altri miti, altre favole, pensate ai sette nani, che sono probabilmente derivano dallo stesso. I fratelli Grimm hanno forse copiato da Pradis. I fratelli Grimm pare che abbiano copiato la storia di Cenerentola da una di queste storie in Carnia, Cinisintule. Cinisintule. Non è una novità, perché quella di copiare è un'arte ormai molto diffusa. E allora Dorina ci legge in friulano di Pradis la storia dei tartarei. Une volte vie parpicce pei girins, ai steve platats dente per scretes e talmieg dai arboi i tartarei, che erano minuts con le gambe scurtes e un gran chiavon, e manones che semeave la palotte per la farina. Aiere ben mituts e avevano fuarce da fapore, e in che se col chiaf arrivava nome fin alla vita di un cristiano. Parpiccio che fosche startarei, aveva un grum di voa da fa, e si ingegnava a tignicon dal bosco, come da trois metti ad un la frente, che colava giù partiere, e intassai i secchions che la inta non chiappava d'onghie per fa fuoco. Ma tutti che lavors agli faceva senza farsi vedere da nessuno,
perché che sapeva che gli uomini ai vares ridut di luar, in tal vidie ci mut che iere faz. Perché, quando sentiva arrivare qualchidun, si platava entre le scretes e per sotto i ciocs dagli arboi, e da qui ai tigneve di vuli c'è che faceva la int. Se che là parava a torpa cash, intassando malamente le legnes o sbruscianti il fen, i tartarei e veniva fuori col scur e comedava per ben che spaccash, faz dagli uomini, via per la giornata. Tal domani a buon'ore che tornava, ai chiatave tutto tutta ad un, e scideva un grum di mirivè, perché che noi capiva che poteva essere stata a fare i bei lavori via per la notte. Nessun talain del paese avrebbe mai pensato che essi sta chiudato da che un minuto, tornato a platasci prima che lui arrivasse d'onghia. Finché arriva una giornata che un uomo che faceva brusadice, che chiamava Tommaso, al scinde quarci che qualcuno metteva mano alle legnes, che lui aveva sclappate e intassate. Perché lui al pensa ben da platasci per ben davor la pivide di un sorte rep, spietando vica vigne scur, e arriva così a vedere cui calere che faceva tutti i dispiezzi. Spiete co ci spiete, avviene la mezzanotte, e che volte, bel che batteva la campane, a sciù arriva a una professione di un minuto, tra cagnots, ben mituts, con tutti a piel di stran, in son palchiav, e con davorsi il luar impreso per lavorare. Queste int erano grum strambe, e Tommaso tal vedile così al pensa. Cu sarà nei pomai che sta ponsca via? In che i tartarei e era arrivati denan la tassa dalle legnes, che lui aveva fatto via per la giornata. E tanto che la chialava per ben e schiassava il chiave, di qua e di là, per volia di che non era ben intassata. Tun lam che un minuto se l'han disfatte tutte, e se da una banda la disfave, atis di luar un impin là, a era davvero a tornare a farle su da nou, per ben e miei di prim. Ma Tommaso, che chialava da davvero il rep, all'era sticciato che i disfas la sottasse, e allora al salte forzi ganta che un minuto. Di po', c'è mai che fagia subito le mie legnes? Non li avesse mai fatto. A non aveva neanche finito da zigai davvero che i tartarei a ieri già schiampati per tutte le bande, e tutti ieri giusti a platasci dalle loro coves, lasciando Tommaso besuel tal miege dagli arbori. Ma fosse finito qui, in che un lamp, le legnes della tasse a s'attaccata giù là, portate su da un sorte bueron, che la smenava in alto per farle spocolaiù partiere, tutte sparnicciate a tor dal bosco. Quando il bueron al venga a cangiarsi quel pur Tommaso all'era belco sotterrato dalle sue legnes, che aveva sclappato a son di fadies per tutte le giornate. Quel buon uomo all'era anche ben macolato per tutte le spacche schiappate per colpe di quel rogan. E quando arriva d'ora a tornare in paese, al cine quarci che tutte le tasse delle legnes erano sperniciate a tor di lui. Così, duzza cagnat, Tommaso la cugno tornare ancora ad ogni che slegnes e tornare a farsi su la sottasse con un grum di fadie. Da quel viaggio Tommaso era ben capito che era meno intrigasci dai lavori che parava tori tartarei via per la notte.
Allora, siamo arrivati in un posto ai piedi di una salita, di une pale, che ricorda un po' Veniccio, le pale, i dirupi che ci sono sulla montagna che abbiamo alle nostre spalle, Taiet, un posto dove in epoca non lontana le nostre mamme probabilmente l'hanno fatto, quello di salire fino a quelle quote per la mattina presto per poi scendere la sera con qualche chilo di fieno guadagnato. E il fieno era un bene prezioso perché permetteva di tenere quegli animali, che poi erano gli animali che bisognava salvare dagli striamenti della Judite e da tutti i pericoli che avevano gli animali. E c'era un grande rispetto poi nel quello che era tuo, e quello che era mio, e si rispettava nella legge di Dio e in quella degli uomini il bene. Ma c'era qualcuno, ed è una storia legata a quei prati in pendio di Taiet o di Roche, perché qui si direbbe Taiet, ma diciamo anche più Roche, no? C'era qualcuno che queste regole più di tanto non le rispettava. E c'è una storia di un uomo senza faccia, un uomo che precorreva forse un po' quello a cui siamo ridotti noi oggi. Proprio così. Questa storia dà anche sicuramente certi insegnamenti su quelle regole, su quel rispetto, su quella paura delle regole di Dio che avevano i nostri vecchi. La storia, nella sua semplicità, ha comunque dei risvolti che fanno pensare. Nei tempi le proprietà qui in questa vallata erano, si può dire, tutte a livello privato. Ognuno aveva il suo louk, il louk era il luogo dove falciavano, e nessuno, salvo rarissimi casi, osava andare su quello degli altri, perché sconfinare voleva dire tagliare un po' di fieno, un po' d'erba, che serviva, che era di utile, ma utile fuori misura per mantenere quelle mucche, quelle vacche che avevano in stalla, quei poveri animali. Mi ricordo così tanto a memoria, nel 1813-14 ci furono, pare, casi, dicono i catapani, di cannibalismo, speriamo che non sia vero, perché ci fu una miseria terribile. Quindi avere o non avere un po' di fieno poteva fare la differenza. Addirittura avvenne che le genti di questi luoghi avevano talmente caricato il territorio che non potevano più mantenere il livello di animali e di persone, quindi dovevano emigrare, ma non emigravano a sud come oggi, emigravano verso il nord. Questa è un'altra cosa. E questo personaggio era un uomo giovane, forte,
piena salute, diciamo, che però aveva una caratteristica molto negativa. Lui non aveva nessun rispetto delle regole di Dio e neppure degli insegnamenti che avevano dato i vecchi di un tempo. Lui si alzava durante la notte, quando non si poteva, perché prima che suonasse l'Ave Maria non si doveva o non si poteva, o comunque non era consigliato andare in giro perché si potevano fare brutti incontri. Si alzava col falcetto, il falcetto per stagliare, e andava a tagliare erba su quello degli altri, privandoli di questo bene prezioso. Alle volte prendeva su la montagna Tayet, che a quei tempi era pulita, era falciata in ogni luogo, e lassù, sopra quelle scrette, sopra quei precipizi, lui tagliava nella notte alla lume di un ferrar, di un lume appeso sul falchiar, che sarebbe la falce. E quelli che si alzavano al mattino, giù nella borgata, sentivano su sopra le rocce lui che al guciave affilava la falce e ne rimanevano molto spaventati, perché loro non l'avrebbero mai fatto. Venne un mattino, quando la gente era appena alzata, che sentirono un grande urlo e capirono che era accaduto qualcosa di molto brutto. Salirono, lo cercarono dappertutto, ma non lo trovarono, salvo la sua stiarcoles, che poi vi spiegherò cosa sono, appese sopra un dirupo in un luogo dove nessuno poteva andare a prenderle. Di lui non si seppe nulla, salvo che qualche tempo dopo le stiarcoles erano sparite e non si sa chi era andato su a prenderle. Col passare degli anni si accorsero che durante le notti d'estate c'era qualcuno che si aggirava nottetempo sfalciando l'erba su per i pecoi, sui colli e anche su per la montagna, ma questo individuo appena si accorgeva scappava nel buio. Lo videro e lo vide una persona che stava su la notte accanto alla propria mucca, perché era consuetudine assistere la mucca durante il parto, quindi si chiudevano nella stalla aspettando che partorisse. Lui sentì questo suono dal gucià, aprì appena la porta e lo vide che era lì davanti che stava falciando ed aveva tutti gli strumenti del suo lavoro. Aveva il falcetto, la stiarcoles messe di traverso che gli servivano per trasportare il fieno e il rastrello, e stava falciando lì davanti alla sua stalla. Questa persona raccontò che ne restò spaventato, ma quello che lo spaventò più di tutto era che quest'uomo, quest'individuo che stava falciando, aveva sì il fazzoletto sulla testa come si usa nel portare i carichi di fieno, ma sotto il fazzoletto non si vedeva nulla, perché sotto al fazzoletto c'era un'oscurità più scura della notte stessa. Quindi questo è stato condannato, è stato dannato per essere stato così poco rispettoso delle regole di Dio e degli uomini. Questo racconto, ecco, questi sono gli strumenti. Questo qui è il classico falcetto che si usa qui, vedete come è fatto, è diverso da quelli della pianura. Queste sono las cruchines e sono fatte così perché servivano per falciare anche su ripidi pendii, anche in punti molto molto difficili, e hanno questa forma caratteristica. Di solito sono fatte di guar, di orniello. Il falchiar, che serve a tenere il falcetto, il sbordon, che sarebbe questo qua, e qui lui, mentre falciava stando di notte sulle rupi, appendeva un ferraro, una luce, per far luce mentre stava lavorando al buio per portare via questo fieno. Aveva anche questo, che è il classico rastrello del posto, molto leggero come vedete. Aveva il codar, che solitamente era di legno, la cotte, la cuet, e soprattutto aveva la stiarcoles, che se avete un attimo vi faccio solo vedere come funzionano, perché non so quanti le conoscono. Questo addirittura c'è un racconto sul diavolo, dove il diavolo, pur di avere l'anima di uno del posto, gli aveva promesso questo strumento, che poi lui l'ha imbrogliato al diavolo, è rimasto poi alla gente del posto. È fatto in questo modo. Questa è una corda, come la corda della stiarcoles. Adesso qui non possiamo fare grandi miracoli, ma vi faccio vedere.
tira con la quadra, viene steso sul prato, chiaramente più falciato, meglio di qui, in questo modo. C'è una parte dietro unita con delle tratti di corda e le traverse davanti. Qui vengono caricati i brazzi o las raustes, presi col rastrello, il fieno secco viene caricato per bene fino a formare un carico considerevole che poteva arrivare anche 60, anche 70 kg di solito. Questa parte veniva sollevata, il fieno era qui, la corda era gettata davanti, passava dentro la traversa, dietro c'era la persona che tirava forte, chiudeva il carico molto stretto e lo legava con un tipo di nodo, che è il grob dalla stiarcoles, era un nodo che fermava il fieno ma veniva sciolto solo tirando. Quando era chiuso la persona si metteva davanti, faceva il bus del chiaf, un buco nel fieno in mezzo alle due traverse, metteva un po' di fieno, la reins, vedete che c'è tutta una storia secolare, la reins per non ammaccarsi le spalle, col fazzoletto, infilava la testa, lo prendeva da dietro, un altro gli dava, se era possibile, un poc, lo aiutava e lui si sollevava con questo carico, non da poco, Sulla testa. sulla testa. Venivano giù da lassù fino qui in paese. Tant'è vero che lungo il percorso ci sono dei punti che si chiamano las poes, las cunes, dove si fermavano un momento a riposare. E ogni 7 carichi uno lo davano al padrone dei luoghi che erano lassù. Quindi capite che fatica in mani per un po' di fieno. Ecco. E adesso che abbiamo visto anche gli strumenti dell'Om Cencemuse, io ho tagliato, ma guardate il risultato che avete visto dipende dal fatto che questa taglia poco e quello lì è tristai comunque. Un tristai. E allora, alle patouche, la tristai. E allora adesso Vinicio ci legge la storia dell'Om Cencemuse. Si falciava sempre al mattino quando l'erba era fresca, bagnata dalla rugiada, che tagliava molto meglio. Dai temps passati, la sindico ventator arrivava vivi scombattint, con queste stiere su un grum tristes. Rivant tagliava fuori che il ninca gli arcoventava per pudies in denant, a son di fadies. Che era arrivato, per prins di queste bandes, aveva cognuta tra i for qualche toc di prat, che fosse ben per seà o per fa passonà. Pareva a fa tutto questo, c'è anche in dan tribulate di sclapà, a rancurà, a ingrumà claps, menacchiere di avà barazz. Fin colore sono arrivati col passato agli anni, aveva che i prats che i commentava per mantenere mai che aveva. Queste sfadie sono giure sin denante ai secoli, e perché c'è l'ansiator, tutti ai pues vidie c'è careste di duce che hanno fatto, e ai sono nome così sbandonati e plats pleni di barazzi. Perché che è mentiata la int e perché così ha voluto che il mondo così lavora vivi come. Tutti ai seave per fa fegno, e perché il che commentava era nome prats ben tignuti. Il fen seate e li secchiava tra i sorelli, per portarli dentro fin sul taulato, di tutte che stalute scassere da perdut, e con che lei faceva le svacchies, le ades dalla tresiet. Perché che ne mai ai traeva dice vive, che il nin da mindia e enche da pudire vendi o cambiare con alca gli arcoventava. Era in da perdut a torpa il convai dalla strades, e era nome laux per sea e passons, e tutti che stocks di chiere aveva il suo paron e il suo nome. La int aveva rispetto e nessuno usava togliere la roba dal suo confinante. Perché sapeva che anche nome una falcettata di fen aveva il suo peso, che volte. Mai contava di qualcuno che non aveva chiappato questo insegnamento. Chissà quanto un uomo che stava covent era venuto a mentiare di rispetto e riguardo perché atis, venuto a manco a quel che faceva tutte che alte int. E a ciò che diceva sempre vecchius. Da ciò che contava di lui, apparere che fosse stato compagno di tutte che alte pure int, uomini e femmines, che sfruiava la vita spariante ai prats e su per las mons. Era un cristiano vivuto chissà quanto, e aveva da essi giovane e pieno di forze, nome che non portava teme alla speravole scomandate da nostri signori.
Il suo peccato più grande era che da volia la ruba di Cheatis. Da 90 in mai avonde e da essi c'è cor per la pure in dal suo paese. Enche sa vinto, c'è tan pure scagliere che dal borg lui aveva su lui stesso a portargli via il fen. Tra i prats e il seava il fen alla notte su quel di Cheatis. Al si metteva in viaggio via per la notte, per arrivare ai prats o partiva sul troica almeno in taiet. E lui la si inviava via che Sores là partiva lassù prima di Caltein. E era così che arrivava a portargli via che il nin di Fenaus seat sombra scretes, sotto la luce dal ferrar. Arrivava a quei luoghi, là portandosi davvero tutti impresi per seà. Aveva il falcetto, il restiel, la cua e la stiarcules, che si coventava per portare la chiave dal fen. Quando chiattava un tocco di pratbun, attaccava seali tra la notte e per vedere al picchiava il ferrari insomma dal falchiar. Perché diceva con aiuta basta al borgo che la inta che era elevata per attaccare la giornata dei prats o su Palamont a sentiva sombra scretes di taiet lui che gucciava il falcetto dal scuro. Che li sentiva aveva paura. Sa vince che il faceva perché con lui a noi vares mai osato fa come lui via per la notte e tutti sapeva che non si poteva farli prima che non fosse suonata l'Ave Maria. Finché arriva lunedì con quest'uomo, senza paura di Dio, tanto al seava tra la luce dal ferrar, in somma della scretes, al venga a mettere un pien fall e al sbrisce giù, così al plombe giù per sotto dal viaggio grande. E con l'anta bassa al porta d'avorsi tutti sia impresi per fafen. Tutto il paese aveva ben sentito il suo zigon, via per la notte, e aveva capito che era tocchiato una disgrazia. Perché sul venire fuori il clar, questi sono giù su per Cirilli, ma nessuno aveva arrivato ad ora da chiatarli fuori. Che ci arriva, aveva nome vidu la sostiarcola, spicchiata stor un sterp, nasciuto su per la scretes, in là che lui era colato. Di che l'uomo che seava, via per la notte, a noian pisava un nuie, ma, passato via un in di tempo, la sostiarcola hanno sere più picchiate stor che sterp. E che passava dovente, a noi arrivava a capire, cui mai che avesse potuto arrivare a Tolles da quel puesto in la cassera. Così da anni, tra la notte d'estate, la inta era sin da quarts che era qualchidun che girolava via per la notte a torpa ai prats e su per le spalle della monte. Ma che schi, prima che gli arrivasse da Sviers, a stiampava da scuro. Tendi l'ora li aveva veduto. Più di tutto, cui che stava sotto la stalla, spietando con la vacchia fedas. E proprio tu di che, al contava da via sentut qualchidun, di fuori dalla sua stalla, che algucciava il falcetto dalla notte, che l'uomo là dentro, donde la sua vacchia, aveva paura. Ma lui stessa l'ha avvierta la porta, in sfese perché la di fuori. E così, dal clar dalla luna, alla veduto lui, in tal prato, da ora si alta il suo loco. Al contava da via veduto un uomo grande, forte, che adoprava una sorta falcetto con un ferrari impiato, picchiato in somp, e pastiavaccio per la schiena al teniva la stiarcola per porta dentro. Tor la vita aveva picchiato un codar di nuiar, aveva enti il restiel che il plantava partiere prima da vierge il bot. Son pel chiaf aveva un fazzoletto ingroppato, per pararsi dal sudore e perché che gli coventava, quando il po aveva il chiaf per zore la renz dal fascifen, così al contava da vile veduto. E che l'aveva enti al calti da di, una ruba che gli aveva un grum spaventato. Quel che il falcettava tra la notte era cence la musa. E diceva che, per sotto che il fazzoletto ingroppato, lui non arrivava a vedere la musa di un cristiano, con tutto che avesse ben chiarato, perché quando là che alvarez da essi sta della sua musa da viv, arrivava a vedere non una ombrene nere, più nere dal scuro della notte. Questo era più difficile, Bene, allora siamo arrivati in una località che si chiama Molat e che ha un toponimo che richiama chiaramente un mulino. E questo, Venice, è un luogo che, come tanti delle tue storie,
è un luogo che ha una collocazione precisa. Le storie che hai raccolto oltre 40 anni fa non sono storie come le favole che si raccontano su una montagna, sotto un albero, sotto una roccia, ma c'è una storia, una delle tante, collocata in questo luogo specifico. Ed è una storia che racconta di un mulino, lo potete vedere lì dietro, ci passeremo davanti ai ruderi di questo mulino. È una di queste storie è legata alla costruzione di quel mulino con un esito finale che è un esito di morale assoluta. Ecco, come dicevamo, i mulini. I mulini erano presenti sul territorio, sparsi qua e là, e servivano a macinare quel poco di grano saraceno, quello che riuscivano a recuperare, però avevano una funzione importantissima. Nel caso il mulino esisteva qui vicino a noi. È stato utilizzato fino a epoche non proprio recenti, però qualcuno ha approfittato per costruirci questa storia che ha un suo senso, è una di quelle storie che hanno una morale, che danno degli insegnamenti. La storia è molto semplice, serviva un nuovo mulino, due di loro, Meni e Coletto, pensano di faremo noi i mugnai perché vedevano un nuovo mestiere ed erano entusiasti di incominciare. Così, a fatiche, fanno sul loro mulino. Lo costruiscono, fanno la derivazione dell'acqua, tutto è pronto, la ruota, ma quando vanno per farlo partire si accorgono con disappunto che gli mancava la parte fondamentale, la muele, la mola, la macina, quello che macina. Rimangono, come dire, a bocca aperta perché pensavano di partire subito, quindi dicono non perdiamo altro tempo, partiamo e andiamo a cercarci questa pietra, ci voleva una pietra adatta per fare la mola, non doveva essere dura, non doveva essere tanto tenera, andiamo a cercarla e per non perdere molto tempo ce la faremo da soli. Partono con gli attrezzi, vanno, girano verso mezzogiorno, la via sotto i Waganins, trovano finalmente un blocco di pietra che va bene a quello che dovevano fare. Incominciano a battere giù di mazzetta, di punta, picche, dopo 2 o 3 giorni la gente lì sentiva tutto un piccare giù per la montagna, la mola è finita, è per terra, grande, rotonda, lisciata, col bel buco nel mezzo, solo che quando vanno per sollevarla con tutta la forza che avevano non riuscivano neppure a smuoverla perché era gigantesca. E allora affaticati si siedono e pensano, fino a quando uno dei due dice all'altro: mi è venuta un'idea, adesso parto, tu aspettami, vado via Tai Blancs e chiamo Giovanni il più forte. Lui con quella forza che ha, questa mola ce la prende su e ce la porta via immolata. Così fa, va via, chiama quest'uomo, l'uomo viene fuori, gli chiede venite via, lui gli fa con una certa sufficienza, po' ben vignerai, come sapendo della forza enorme che lui possedeva. Arriva via, gli dice agli altri tirarci da banda, tiratevi da, che ci penso io. Guarda, la studia, la prende con uno sforzo enorme, la mette in piedi e poi pensa un po', infila la testa dentro al foro centrale della mola e con uno sforzo sovraumano la solleva così e va via con la mola così per il sentiero, riusciva a vedere, comunque si incammina. Gli altri due erano distanti, impressionati da questa forza terrificante, vanno e lo seguono a una certa distanza, se non accade l'imprevedibile. Il povero Juan, nel mettere giù un piede da uno scalino nella roccia, scivola, cade, non riesce a sfilare la testa, la macina è rotonda, comincia a rotolare giù per la china, trascinandosi dietro quest'uomo. Poco dopo arrivano Coletto e Meni, vedono un cappello lì al lato del sentiero e l'altro dice: ma vedi, Juan aveva un film, Juan è anche una persona raffinata, per non sporcarsi il cappello l'ho lasciato lì, in modo che noi lo raccogliamo e glielo portiamo senza sporcarlo. Ma quando prendono sul cappello si accorgono che dentro c'è la testa mozzata di quel povero Juan. E allora vedono che la mola è giù in fondo, c'è il corpo dell'uomo, da quassù c'è la testa e cosa fanno? Lo recuperano, lo mettono lì, gli mettono la testa col cappello, piangono quel loro caro amico e dicono:
hanno vol la forza, vol ceriviel, non lo mechè, non lo mechel, come per dire, si vuole la forza, ma ci vuole anche il cervello, non solo una, non solo quello. E questa è la morale, come per dire, fare quello che si può con le proprie forze, non esagerare, non strafare. Sembrano storielle da poco, ma hanno tutto in qualche senso. E soprattutto per persone, per ragazzi che dovevano poi lavorare tutta la vita anche con lavori pesanti, potevano essere insegnamenti particolarmente utili. Sì. E adesso Sonia ci legge la storia di Juan Fuart. Juan Fuart. Une volte la int accogniva ingegnarsi, miei che podeve, per paradoglie un'indimingliadice, e di spes a noi invevene in chiavonde. Per arrivavi e farine da minghia, l'uer ai c'era ben ingegnati a fa su mulins, indulà che fosse stato un eroe, o une aghe buine da fa girare la rode che la muoveva la muele. Tal mulin ai podeva immaginare che il nindi blave cinquantine o saragin, che arrivava a revuei o a cambiare iu palabasse, con alcalti che aveva da vorsi. A venco, tai teams ben in davor di nos, tal país accoventava proprio un alti di quei mulins, e perché doi di luer aian pensato ben da mettersi a fare i mulinars. Ma prim aveva da farli su il luer mulin. Aian ben lavorato per farli, di buine ande, dalla sbandes del rudi molat, e a son di fadies, une biele di, uvi, all'era tut fatto e ben parecchiato. Aveva menate via in chielaghe dalla roe, per girare la rode dal luer mulin, e tutta il semeava questo per taccare a magenà. Ma quando ivan a mettere in via la rode, ai sin da quarts che noi avevamo fatte la muele. Che i doi là, che si chiamava Meni e Coletto, a noi vedeva l'ora da attaccare il luer nuovo mestiere, e perché, vidin che gli mentiava la muele, aian pensato da non perdere tempo e da parecchiascele da besuei. Per fare, aveva prim da schiacirisci for la piere giuste, e così, dal domani a buon'ore, si sono tutti in viaggio, con davorsi tutti impresi, per chiattare for un puesto in dove che fosse state piere giuste per fare la muele. Ai chiamine per un biel toc, finché arriva miesdì, e che volte hai lichiate il puesto, dove che era la piere buine, da che sbande sparzot dai vaganins. Senza perdere tempo, per prim, han scelto una sorta toc di piere, grigie e senza sfriscidure. Poi hai chialampoata giù per ben, e han taccata a piccale, un da une bande e un da che alte, e indan ben piccat per qualche buine giornate. Costante in tal bosco, la inta sentiva nome un batti di ponte maciul via Palamont. Arriva la giornata che venga a finire che sorti la vuer, e la luer biele muele a ere fatte, poade giù per chiele, biele taronde, lisciade, e con la so biele bugen tal miec. Aiere contentons, ma quando ivan per alciale su in peis, per menare via tal mulin, con tutte la forze che aveva, a noi riva mobile neanche un in. Che all'ere propri un sorte l'intric. Hanno l'ere proprio noi da fa, perché che tutti il loro sforciasci all'ere per di banco. Allora che i due, strax per la favie fatte, si sono sentati per ragionare e pensare ciò che poteva fare per menare via immolate e mettile sotto al loro mulino. Che volte al dismeni, di Pocoletto, spietami chi, e lasciate che faccio io, come voi vi acclamare ca Juan Fuart. Lui, con che forze calà, a non se la chiapessunto un nuie. Senza spietà, Meni al va giù al paltroi, finché arriva via tai blancs, dove calveve chiase Juan Fuart, e stando di fuori li clame, Juan, può dare si vos vini vie a portano scalamuele dal mulin, con os o non rivan neanche a mobile. S'intucce che gli domandava che l'om, e savin dalla sua fuarcione, Juan al rispuin con una vogione, Sicchio, spietami, che vignerai ben cumo. Meni e Juan al scimbie paltroi, fin quando che arriva via da Coletto che spietava d'ogni la muele, e uvi Juan Fuart alla juet che ste muelone poade partiere,
e se la vedeva che era un paese. Di massa anche per 3 o anche 4 milioni di forze. Juan all'era om che non si traeva in lavoro, denanta a noi, e allora per prim al chiale la muele da tutte le sbande, per capire c'è molti a pale su. E poi al ven a di a che atis doi. Come traisci da bande vosatis, co fas dubbio? Al branche la muele con la sos manones, e con un sforcion arriva poale in peis. Tanco che atis e li calave cence di nuie e con la boccia da vierte. Chiappato un indiflat, Juan al torna di, sacra bol di muele, come o vedarin qui che la vinci. Al poi dentro il chiaf la buge, e sforciansi da fa paure, arriva d'ora dal ciascio in peis con la muela a cavalot, e poi, ben planchin, al s'invia paltroi che menava in molar. Dut al geve palamiei, fin quando Juan, tal dismontai un stialin dalla crete, al sbrisce, e al ven a colaiù con la muela intorno al quel. Il beato Menon aveva il chiappata strenta la buge e non arrivava di avalifor, perché il muelone, cui rin sempre più di voe, che semeava d'avorio pal pecol. Meni e Coletto, che vigneva in denan paltroi, hanno i veve veduti, c'è che era totiat al puer Juan, e rivant ai chiate il suo chiappiel, poi diu partiere in bande d'altroi. Vidin che il chiappiel a si son das di mi rivee, perché il meni al dis, vidivos, Juan alle fuart, ma le enche un om fin, per non sportiar il chiappiel, a non se l'ha puato chi, partiere, poi rancurassi in nos. Ma quando i van per chiappali su, ai chiate la dente, il chiaf, ciunchiat, dal biat Juan, e si e vuoi, a era in moda vierz, parasticce che aveva vude, calcolaiu con la muelone. Così, rodolando di voe, che aveva distaccato il chiaf e menadiu a bas il quarto. Che i due amici, vidince che era tocchiata a Juan Fuart, e li vaive, sentati, d'onde di lui, e al suo chiaf, immodente tal chiappiel. E bel che li vaive, e si diceva un culalti, a vol fuarce e ci riviel, non me cheste e non me chel.